Benvenuti all'appuntamento con Epoca Nostra di marzo e aprile. Ovviamente una copertina che non poteva non essere dedicata ai misteri, difatti come vediamo dalle immagini, una bellissima copertina. L'autrice della foto è Antonella Messina, un bianco nero di lusso, insomma, i misteri in tutto il loro splendore. Vediamo i titoli più importanti. Ci sarà un articolo sulla rotta della nave ospedale, un prete buon amico di tutti, quarto memorial Franco Auci, la scuola in carrozza, una addio a Trapani versi dalla storia e quindi un pezzo importante sulla processione dei misteri al centro storico, una edizione da 10 e lode. E veniamo quindi alla seconda pagina, dove appunto, come accennavo, c'è tutto l'impegno del nostro esperto ormai nel campo del misteristico Massimiliano Galuppo, che apre con un pezzo sui misteri di Trapani, il cui titolo è Processione dei Misteri 2013, un'edizione da 10 e lode. Ma i fattori, diciamo, vincenti di questa edizione, la sobrietà e diverse significative iniziative culturali. A continuare ancora, questa volta Massimiliano Galuppo ha aperto il suo obiettivo sui misteri viventi di Marsala e quindi fa un po' di comparazioni tra i misteri viventi, i misteri invece quelli di Trapani e quelli di Marsala, e soprattutto sui significati di come si sono evolti questi misteri di Marsala. Andiamo in terza pagina. La terza pagina c'è un trafiletto dedicato a lingua e cultura siciliana, perché a Catania hanno preso il via dei corsi presso l'Università di Catania che prendono movenza ovviamente dalla legge approvata, la legge regionale approvata nel maggio del 2011 a proposito dello studio sulla lingua, sulla letteratura e sulla storia del popolo siciliano. E quindi siamo presenti anche questa volta per il grande evento, l'evento, diciamo, di questi primi mesi dell'anno, che riguardano l'avvento del nuovo Papa. Venne un uomo dalla fine del mondo e si chiamò Francesco, un articolo in cui si parla del nuovo Papa e soprattutto c'è un poco il saluto rivolto al nuovo Papa, le motivazioni legate a questa elezione e i significati da parte dell'attuale vescovo, diciamo, momentaneo di Trapani, Monsignor Piotti. In fondo alla pagina c'è la continuazione dell'articolo sui misteri di Marsala con una bellissima foto che la dice lunga su quanto ci narra il nostro amico Massimiliano Galuppo. Andiamo alla quarta pagina chiede da nicchia, e qui anche questa pagina, diciamo, si colta l'occasione per dedicarla all'evento dell'anno, che è quella dell'avvento del nuovo Papa, e in particolare facciamo del raffronto un po' fra Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII, che sono accomunati dalla semplicità della loro persona e dall'impegno diretto a portare la Chiesa appunto alla povertà evangelica. E ci sono quindi 4 poesie, una di Peppe Urtaggio, una mia, una di Vincenzo Adamo e quindi una poesia di Nino Barone. Andiamo alla quinta pagina. Quinta pagina, siamo saltati un po', ma adesso ci siamo. E qui c'è un bellissimo articolo fatto da Gino Adamo, che ormai si è perfezionato in questi reportage, e d'altronde lo meritava tutto questo, tutte le belle parole di Gino Adamo, il nostro editore Nino Barone. Si parla infatti di Nino Barone, poeta da standing ovation, successo annunciato per la silloge, ciato, musica e parole. Appunto è stato presentata l'ultima opera di Nino Barone. Come secondo pezzo di questa pagina, quinta pagina, sulla rotta della nave ospedale. Abbiamo avuto modo di sentire il dottor Ungaro, che dirige un poco questi lavori per sistemare questa nave che porterà sanità, diciamo, buona sanità e assistenza medicinale in Madagascar, però ancora la strada è lunga, si spera che per fine giugno magari possa essere parata, però ci dice Ungaro, ancora mancano tante
tanto materiale di arredamento, ma speriamo bene. Andiamo alla pagina 6. A pagina 6 non potevamo tralasciare i festeggiamenti per San Giuseppe. A Paceco in particolare quest'anno le manifestazioni sono state intensificate, c'è stata addirittura la presentazione di un bello opuscolo a colori sugli altari e pani artistici di San Giuseppe, curati dal nostro collaboratore Michele Russo, che oltre a firmare questo lavoro tipografico, diciamo, firma anche il pezzo sul significato degli altari e dei pani artistici di San Giuseppe. E quindi un prete buono, amico di tutti, Umbari e Fulgatore piangono la drammatica scomparsa di Don Michele Di Stefano. Appunto, dovevamo ricordare il nostro amico, è stato anche un nostro carissimo amico, Don Michele, molto in questo modo così drammatico, non se lo meritava sicuramente, e poi il mistero legato un pochino al perché di questo omicidio, la cui natura è ancora tutta da scoprire. Però è importante ricordare Don Michele, e soprattutto, e io concludo in questo articolo, sarebbe bene lanciare una giornata della cultura e della poesia, visto che Don Di Stefano era molto legato anche ai poeti del nostro Interland, e ogni anno si svolgevano ad Umbari, nella sua nuova parrocchia, un paio di manifestazioni poetiche, e poi ancora anche il sorgere di un associazionismo giovane, dei giovani, che cura appunto tante attività che coinvolgano i giovani della frazione, ai quali, diciamo, possiamo dire a buona ragione che Don Michele ha dato, diciamo, veramente la sua vita e i suoi anni migliori, oltre 40 anni, alla parrocchia di Fulgatore. Pagina 7. Pagina 7 è un bell'articolo di Marco Scalabrino che riguarda Vito Mercadante, un'analisi dei suoi sonetti, e quindi partendo dai sonetti per arrivare alla strage contadina di Castelluzzo, e quindi a fuoco del Mongibello. Castelluzzo, appunto, vicino San Vito. Il poeta Mercadante nel 1904 fece questo libro, che era una selezione di 14 sonetti in lingua italiana composta in occasione della strage di contadini compiuta dalle forze dell'ordine appunto in Castelluzzo, e vale la pena di leggerlo anche per questo particolare. Nella seconda metà della pagina, l'articolo della nostra preziosa collaboratrice Anna Burdua, Carlo Mazzara, virtù e solidarietà, un pezzo che inizia ricordando che era Don Carlo Mazzara di una bella taglia, alto di natura anziché no, smilzo della persona, larga aveva la fronte, la faccia ovale, il naso profilato, il roseo il sembiante e la bocca atteggiata a tal sorriso. Inizia in modo strano ma simpatico, leggiamo il resto. Andiamo a pagina 8. Pagina 8, a cura dell'Alassio di Buseto, è stata pubblicata questo lavoro, Ora e poi, i versi di Rosa Cipponeri, una busetana. La copertina, una bella copertina, addirittura realizzata da Ilenia Crescente, che è pure una figlia d'arte, essendo figlia di Alberto Crescenti. E quindi poesia, musica, danza e comicità, Artemisia, Festa della Donna 2013, reportaggio fotografico ed un servizio a cura di Antonino Stampa, che parla appunto di questa bella manifestazione che si è svolta nella ampia e accogliente aula magna della Accademia Kandinski nei suoi nuovi locali, appunto al Principe di Napoli, in quello che anticamente era il convento dei frati Cappuccini e successivamente casa di riposo per anziani Principe di Napoli. E siamo a pagina 9, aperta con un servizio sul quarto Memorial Franco Auci, che è stato citato nella sede della Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Ordo di Trapani, presso Arconi, con questo premio letterario che, come ha ribadito il Presidente Francesco Paolo Maiorana, intende dare visibilità e contribuire a conoscere e divulgare le opere di Franco Auci, che sono una continua scoperta, sinceramente. A continuare a seguire un pezzo su Don Mario Trapani, eroe di Cefalonia, che si rifà un po' a questo parroco di Paceco che
è stato addirittura un martire di Cefalonia, martire diciamo anche mancato sostanzialmente, ha partecipato diciamo a quel periodo brusco della storia d'Italia, ma ha fatto ritorno poi a casa pur essendosi offerto al sacrificio in favore di alcuni ufficiali, ma veniva rifiutato dai tedeschi questo sacrificio. E poi diciamo questa iniziativa entra nel discorso che il Comune di Paceco da un paio d'anni cerca di recuperare un po' tante figure del passato, tante pagine storiche, e questa volta è toccata a Don Mario Trapani, al quale è stato intitolato il vecchio piano Spaldapolvere in cui è allocato una statua di Padre Pio. Questa volta viene intitolata adesso alla memoria di Monsignor Mario Trapani, e quindi sarà piazza Monsignor Mario Trapani. E a conclusione di questa pagina un articoletto che riguarda la pubblicazione di un libro di musica, questa volta di uno strumento in particolare, il violino ad opera di Laura, della trapanese Laura Colombo. Andiamo a pagina 10, ancora una iniziativa interessante a Paceco, sempre a cura del Comune di Paceco. È stata fatta una mostra che riguarda l'amatissimo e indimenticato Mommo Palermo, l'ultimo ceramista proprio a Paceco, perché dopo di lui diciamo non si è fatta più ceramica a Paceco, malgrado lui sia stato un caposcuola, abbia insegnato a tanti ragazzi questo lavoro, ma nessuno poi ha preso la strada. Ma l'ultimo ceramista, Mommo Palermo appunto, è una figura che i pacecoti amano molto perché era dedito alla musica, componeva, da modesto stazionario è diventato ceramista anche frequentando la scuola, diciamo, con qualche amico che si è frequentato qua, la scuola della ceramica di Caltagirone. Nella seconda parte della pagina 10 allora un articolo dal titolo Una vetrina di eccellenze, e riguarda appunto l'iniziativa del sindaco Magaddino, il quale ha voluto così con il suo entourage e la sua giunta premiare le eccellenze valdericine, personaggi che si sono distinti nel campo dello sport, della letteratura, della poesia, dell'arte in genere. Tra questi personaggi ovviamente ci sono le foto riportate, il nostro amico Andanello Frattagli e l'altro amico, grande amico, che è un po' il webmaster del sito trapanenostra.it, Lorenzo Gigante. E siamo a pagina 11. Pagina 11 viene aperta con un servizio di redazione, la scuola in carrozza. Il carrozza è il nuovo ministro alla pubblica istruzione, e qui un po' vengono sviscerate un po' le idee, le iniziative che la carrozza vuole prendere per ridare un giusto posto al mondo della scuola, del lavoro, dei precari e così via. A metà pagina un bellissimo articolo, un addio a Trapani, versi dalla storia. Si tratta in particolare di versi dedicati alla città di Trapani il 18 marzo del 1874 dalla poetessa emiliana Maria Rosa Guidantoni, che li dedicò in parallela a Trapani anche al suo amico trapanese Giuseppe Polizzi, e questa è un'ode dal titolo Un addio a Trapani. Tutta da leggere. Noi abbiamo riportato uno straccio perché la poesia diciamo che si dilunga abbastanza, non ce la facevamo come spazio. Chiude la pagina, la poesia senza età. Questo è un servizio firmato da Antonino Stamba e che riguarda un po' il gemellaggio culturale che si è svolto nell'aula magna della succursale del liceo scientifico Fardella, ex istituto del Sacro Cuore in Vico Todaro, e questa è la seconda edizione di Poesia senza età, un recital di poesia e musica organizzato dal liceo scientifico Fardella verso i giovani, grazie alla professoressa Francesco Fiorino, con l'autorizzazione della dirigente e quindi con la collaborazione dell'Associazione Poeti della Società Drepanum di Mattia Badalucco. E siamo alla fine, a pagina 12, ce lo meritava tutto il nostro editore, una pagina dedicata a pubblicizzare, diciamo, per quanto bisogno possa averne, il nostro editore Nino Barone, e quindi la copertina del suo ultimo lavoro, Ciato, musica e parole. Grazie a tutti per seguirci e alla prossima.